Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre. Una nuova puntata di Penalty, parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. E oggi sarà una puntata particolarmente interessante perché la seconda parte sarà dedicata interamente all'intervista esclusiva a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia. La prima parte però è anche altrettanto molto interessante perché ospitiamo Tommaso Napoli, allenatore della Don Carlo Misilmeri. Ciao Tommaso, ben Buonasera trovato. Ettore, grazie dell'invito. È un piacere trovarti qui finalmente a Penalty perché io devo farti i complimenti perché hai salvato una situazione con la Don Carlo Misilmeri che inizialmente sembrava quasi impossibile da risollevare. Ci sei riuscito, complimenti. No, ancora diciamo che manca la ciliegina sulla torta, diciamo che mancano quei punti. Vabbè, però ancora, diciamo il più è stato fatto. Diciamo che il più è stato fatto e per cui questi complimenti diciamo che vanno ai ragazzi perché venivano, quando ho preso la squadra con 8 punti, non era semplice tirarci fuori così velocemente, per cui i complimenti li faccio ai ragazzi perché sono stati bravi, hanno lavorato, ho detto che dobbiamo continuare per queste ultime 4 partite a dare sempre il massimo perché è giusto che bisogna onorare fino alla fine del campionato. Per cui grazie anche alla società perché mi ha dato che ti ha messo a disposizione. Esatto, non ci ha mai fatto mancare niente, per cui la società è stata anche una parte importante per raggiungere questo. Tommaso, però a me sorge spontanea una domanda, cioè insomma bene o male tu hai allenato principalmente in Serie D, l'idea di scendere anche in eccellenza è stata animata da che cosa principalmente? Allora, una cosa che quando io mi sono stato chiamato dai dirigenti, dal presidente della Don Carlo Misilmeri, la cosa che mi ha colpito che diciamo che nell'ambiente calcistico noi siamo molto bravi e veloci a criticare facilmente. È vero, purtroppo. E davano per scontato che retrocedesse facilmente. Per cui ho fatto un'ulteriore sfida con me stesso, perché tu lo sai, mi segui e ci sentiamo da tanti anni. Venivo già da 3 campionati di Serie D con -8 e siamo sempre riusciti a fare dei miracoli. Per cui era un'ulteriore sfida con me stesso. Io tante volte quando tu subentri sono più belle queste sfide che magari fare un campionato così tranquillo senza nessun tipo di obiettivo. Tutto contro tutti. Sì. Perché ci metti quella tua determinazione, passione. Poi nel mio carattere tiro sempre il meglio quando sono quasi sul baratro che sto per cascare da un momento all'altro. Mi piacciono le sfide, sono abituato. Condivido. Mi piacciono perché ti danno anche delle grandi soddisfazioni. Che girone A è stato quello di eccellenza quest'anno? Ma è un girone che è un po' con 2 squadre che hanno fatto un campionato a sé, per cui parlo della Nissa e della Profavara, che sono le squadre più attrezzate per arrivare fino in fondo, e poi ci sono delle sorprese come il Castellammare, il Castelbuono stesso fino a... Sì, per un certo periodo anche la Super Giovane è stata certamente molto interessante. Esatto, e poi diciamo che penso che anche noi, visto quando sono subentrato all'11ª giornata, penso che anche noi possiamo essere, non dico una sorpresa, però visto che ci davano già per morti. È vero, è vero. Penso che siamo anche noi una sorpresa, però lo lascio sempre giudicare agli altri. Senti, secondo te è meritato in questo momento il possibile passaggio della Nissa in Serie D per la prossima stagione? Ma diciamo che seguendo un po' da quando sono subentrato e non facevo questo campionato da tanti anni, ho trovato 2 squadre costruite abbastanza bene, per cui la Nissa con Nicola Terranova che veniva già da una vittoria di campionato, per cui ha portato già una base dall'Acragas, per cui parlo di Neri, Barreca, l'ossatura era quella già vincente. Esatto, poi ha portato altri elementi importanti, lo stesso Semensin. Certo. E diciamo che rispetto alla Profavara, che è dell'amico anche Gaetano Catalano,
è stato più costante nel rendimento e più costante nei risultati. Ritorneremo comunque a parlare anche della Don Carlo Misilmere nella parte finale di questa prima parte, perché adesso dobbiamo parlare di Serie D. Stai seguendo chiaramente questo ingarbugliato, non tanto girone I del campionato di Serie D, perché il Trapani su tutti penso che abbia scritto già abbondantemente la parola fine. Un po' è stato il Catania dello scorso anno, diciamo, anzi forse qualcosa anche in più, forse rispetto anche al Catania dell'anno scorso. Non ha avuto, diciamo che fino a un certo punto diciamo che il Siracusa gli ha dato grande filo da torcere e ha fatto un grandissimo campionato. La Vibonese anche, e poi non c'è stato, cioè, non ha onestamente, gli ha sempre superato gli ostacoli. Qualsiasi squadra ha incontrato sta facendo bene pure in Coppa Italia, per cui significa che ha una squadra 11 in campo forti e altrettanti messi in panca che giocherebbero in qualsiasi altra squadra. Assolutamente. Allora parliamo subito di questa domenica del campionato di Serie D, lo facciamo subito chiaramente con i risultati. Si è giocata la 12ª giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. LFA Reggio Calabria batte Castrovillari 3-1. Portici batte Licata Calcio 1-0, San Luca batte Città di Sant'Agata 1-0, Siracusa Calcio batte Gioiese 1918 2-0, FC Trapani batte Città di Aciriale 4-0, Locri 1909 Real Casalnuovo 2-2, Nuova Igea Virtus batte Vibonese Calcio 2-1, San Cataldese batte Acragas 3-0. Hanno riposato Ragusa Calcio e Canicattì. Guardiamo subito la classifica, dove abbiamo giustamente la conferma dell'FC Trapani al primo posto con 78 punti, 64 Siracusa Calcio, 60 Vibonese Calcio, con 49 LFA Reggio Calabria, 44 Real Casalnuovo, 43 Città di Sant'Agata, con 40 Ragusa Calcio e Città di Aciriale, 38 punti Nuova Igea Virtus, 35 Canicattì ed Acragas, 34 punti Licata Calcio, 33 San Cataldese, con 27 il Portici, 25 punti Locri 1909 e San Luca, con 13 Castrovillari. Chiude la classifica la Gioiese 1918 con 7 punti. Si ritorna in campo per la 13ª giornata di ritorno, domenica prossima, domenica 24 marzo, questi gli incontri: Acragas Nuova Igea Virtus, Castrovillari Città di Aciriale, Città di Sant'Agata Siracusa Calcio, Gioiese 1918 Portici, Ragusa Calcio San Luca, Real Casalnuovo San Cataldese, Vibonese Calcio LFA Reggio Calabria, Canicattì Locri 1909, riposeranno FC Trapani e Licata Calcio. Voglio partire con Tommaso su questo Licata. Che cosa succede? Da un paio di settimane non si riescono più a fare punti e adesso la squadra è piombata in questa zona retrocessione. Diciamo che l'amico ed ex compagno di squadra e capitano dei bei tempi del Licata, che abbiamo giocato come no, assieme, se ricordiamo quei momenti. Pippetto Romano, penso che avendo una squadra anche di tanti giovani siano andato un po' in paura. Diciamo, usiamo il termine depressione calcistica, sì. E che si devono risbloccare perché avevano fatto un girone di andata pazzesco, incredibile. Erano nella griglia playoff. Erano lassù. Io ho visto anche alcune partite perché ho seguito quando non sono, diciamo, non ho squadra, seguo le partite, per cui sono andato spesso anche a vederli giocare. Beh, anche continui aggiornamenti, no? Sempre, quello sempre. E di conseguenza gioca, esprime un grande calcio, poi hanno dei giovani abbastanza frizzanti, giovani importanti, sono andati secondo me in paura. Poi mettiamo anche che magari un unico tiro che beccano prendo anche gol, perché se loro uscivano magari indenni dalla trasferta di Portici, è vero, magari sarebbe stato molto meglio, diciamo, che non gli davano di nuovo quell'entusiasmo al Portici, che era la squadra più vicina a loro. Però io penso che Pippetto, essendo un allenatore abbastanza esperto, riuscirà a tirarsi fuori, sa cosa fare e sa tirare il meglio da questi ragazzi, perché poi tra l'altro penso che ora, hai detto tu prima, che riposavano. Riposano domenica prossima, quindi hanno il tempo un po' per resettare tutto. No, però tante volte è meglio subito affrontare la situazione. Tu sei proprio per il discorso subito in campo. Sì, di solito magari quando tu tiri troppo la corda,
allora quella settimana di riposo ti può dare un aiuto. In questo caso forse era meglio scendere subito. Scendere subito in campo dopo magari una sconfitta era forse anche meglio, però una settimana, io dico sempre, passa velocemente e di conseguenza alla prossima, non so con chi giocheranno in casa, potrebbero di recuperare subito questi punti persi. Sì, è anche vero, perché, è vero. ripeto, le uniche che stanno facendo punti ultimamente è il San Luca, che ieri ha vinto 1-0 col Sant'Agata, sì, e sono 3 punti importanti, oltretutto ha pure riposato. Il Locri, meno male, dico tra virgolette, che ha pareggiato poi in con casa il Real Casalnuovo con 2-2, per cui non si è allontanata magari andando verso su. Insomma, la situazione non è disperata, No, però non è bisogna disperata, guardarsi però bisogna intorno. Ecco perché un po' era la classifica prima della mia partita domenica, perché avendo 32, incontro il Folgore di Castelvetrano Certo, 31, sì, il caso è c'era giusto. uno sconto diretto, ero in una classifica che si definisce, non è né carne né pesce, sei lì in mezzo. Ecco perché bisogna stare sempre sul chi va là e con la guardia alta. Guardia alta anche a Siracusa, che seppur penalizzato di 3 punti è ritornato in campo, è ritornato a vincere, partita abbordabile contro la Gioiese. Secondo te che stagione è stata quella del Siracusa quest'anno? Allora, parto che le partite sono sempre è vero, abbordabilissime, condivido anche perché questa la cosa. Gioiese veniva dalla vittoria di 2-1 con il San Luca. Tenteranno questa impresa impossibile. Ciccio Gozza non è l'ultimo degli allenatori, è un allenatore abbastanza bravo e preparato, per cui ci credeva, anche se dal mio punto di vista è un po' lontano diciamo, dal San Luca, dallo stesso Locri e via dicendo, però non è mai abbordabile. Però ritornando invece al discorso del campionato del Siracusa, ha fatto un grandissimo campionato. L'unico aver incontrato il Trapani è quello di aver incontrato il Trapani, che non ha sbagliato nulla, perché ripeto, sta facendo grandi cose in campionato, ma sta facendo grandi cose anche in Coppa. Anche in Coppa, è vero, è vero, è vero. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Siracusa 2-0 contro la Gioiese. Pronostico rispettato, il Siracusa batte senza troppe difficoltà la Gioiese, ultima in classifica. Sul neutro di Avola e senza pubblico finisce 2-0 per la squadra allenata da Gaspare Cacciola. In formazione rimaneggiata per assenze importanti, squalificati Sena e Alma, Lamberti e Zampa infortunati, gli azzurri passano in vantaggio al 24esimo del primo tempo con un calcio di punizione dal limite di Aliperta che sorprende il portiere calabrese. Il raddoppio arriva al 9 della ripresa su calcio di rigore, fallo in aria sull'Ofaso, dal dischetto tira Mimmo Maggio che fa centro, arrivando così a realizzare il 15° gol stagionale. La partita poi fila via senza particolari emozioni. In pieno recupero il Siracusa sfiora il terzo gol, salva sulla linea un difensore della Gioiese. Poi il triplice fischio. Adesso l'attenzione di squadre e società si concentra su quello che accadrà in settimana. Il giudice sportivo infatti dovrà valutare il ricorso della società, che cercherà di riavere indietro i 3 punti per la squadra sottratti dopo la vittoria di domenica scorsa a Ravanusa contro il Licata per le intemperanze dei tifosi azzurri. Alla società è stata anche comminata una multa di 4.000 euro e 2 partite in campo neutro a porte chiuse. Parliamo adesso di Trapani, 4-0 ad Aciliale. E beh, questa è la conferma di una rosa importante, di una determinazione che non si ferma, non si ferma. Marra ha detto in un'intervista, ha detto bene, dice, nel senso che dice fino al 2-0 ci abbiamo tenuto il campo, cioè poi non c'è stata più partita. E lì, quando ci sono delle squadre che sono costruite come i Marines, usiamo questo termine, per cui abituati a battaglie importanti, e tante volte non trovi, come ho detto prima, non trovi nessun tipo di ostacolo. Magari puoi resistere, puoi fare bene. Mi sembra che l'unica che ultimamente è stata la Nuova Egea, che ha pareggiato. La Nuova Egea, sì, che hanno pareggiato, che hanno tenuto bene il campo. Però alla fine, ripeto, questa è una squadra che
è una forza della natura, cioè, ripeto, perché ha giocatori importanti negli 11 iniziali, ma ha giocatori importanti. Tra l'altro lo anche stesso presidente ha affermato che ha già pronta addirittura la squadra per la prossima stagione e c'è da credergli. Allora, lui fino adesso non è stato un bugiardo, anzi tutt'altro. E se lui ha detto queste parole, penso che è sicuro di quello che sta dicendo, perché poi tra l'altro è una persona intelligente, si vede che è un grande imprenditore, che sa, hanno programmazione. E in questa Serie D serve. È importante, sì, soprattutto a livello di... Ma ora passiamo nel mondo dei professionisti. E nel mondo dei professionisti tante volte nella programmazione, anche fatta bene, non mettono mai in cantiere il passaggio mentale. Esatto. E nello stesso tempo, perché qual è stato l'errore? Non l'errore, perché sicuramente avranno programmato bene a Catania. Parli del Catania, sì. Io parlo del Catania, che l'anno scorso è stata devastante. Il Trapani di quest'anno, esatto, è stata devastante, non c'erano avversari che tenevano, voglio dire. Però la Serie C è tutto un altro mondo, il professionismo è tutto un altro mondo, giocatori. Non trovi una squadra che ti può dar testa. Lì trovi tante squadre che se abbassi un po'... Insomma, il gradino dilettantismo, professionismo... Sembra poco, ma è tanto. Ma è tanto. Guardiamoci adesso gli highlights con le interviste post partita. Trapani che batte il Città di Aciriale 4-0. Sapevamo che oggi la partita era una partita molto complicata, ho detto ai ragazzi in settimana che penso che era la più complicata da qua alla fine, l'avevamo già visto per gli ultimi risultati dell'Acireale, soprattutto poi per quello che ha dimostrato in casa nelle uniche partite che ha perso, veramente poche, con squadre solo importanti. Noi eravamo chiamati ancora una volta a una grande prova, soprattutto sotto l'aspetto mentale, penso che oggi, escluso un tiro di Wikai da 50 metri, di Cicirello, 40 metri, abbiamo mai subito un tiro in porta della Cireale, siamo stati padroni assoluti della gara, soprattutto sotto l'aspetto della gestione, e quindi sono contento perché era importante vincere, era importante dare ancora dimostrazione della nostra forza in un ambiente complicato come quello di Acireale per tradizione, e poi era un derby particolarmente sentito, e quindi quando vieni qua, subisci poco, dimostri la tua superiorità, la supremazia a livello proprio di gestione, perché abbiamo fatto una partita secondo me attenta, da squadra importante, lasciando magari alcune volte un po' diciamo parliamo del gioco alla Cireale, ma veramente soprattutto su alcune situazioni sul lanci lunghi, dove il primo tempo loro sulla nostra pressione alta mettevano questa palla lunga, e quindi abbiamo un po' sofferto la profondità che magari abbiamo un po' concesso, cosa che comunque il secondo tempo abbiamo subito sistemato con delle uscite in fasi di non possesso diverse, quindi abbiamo sofferto un po' la fisicità di Zuppel su questi lanci lunghi su di lui, però poi per il resto penso che abbiamo fatto un'ottima partita. È una vittoria che non fa assolutissimamente una grinza, sono molto contento perché non nascondo che sentivo tanto questa partita per una serie di fattori, e vincerla in questo modo, in un modo molto largo e senza mai rischiare nulla, a me riempie il cuore di gioia sicuramente. Lo sapevamo che era una partita da dedicare al nostro presidente oggi, perché sportivamente non ha passato un sabato serio, una domenica mattina felice, ce l'ho chiesto un sorriso di regalarglielo, e penso che gli abbiamo regalato una gioia che comunque lui merita, perché penso che ci ha messo nelle condizioni a tutti di farlo sorridere quanto più volte possibile. Noi ci proviamo sempre a dargli una gioia, e quindi oggi più che mai ne aveva di bisogno, ce l'ha chiesta e abbiamo fatto il nostro dovere. Dico anche che va dedicata questa vittoria con un pensiero anche ai nostri tifosi che sono rimasti a Trapani, che non sono potuti essere presenti qua, e non sarebbe, penso, giusto non menzionarli, perché anche loro tenevano a questa partita, e penso che gli abbiamo fatto un regalo anche loro. Fa sempre piacere, però farlo vincendo sul giorno del compleanno è molto bello, quindi sono molto felice. Affrontiamo tutte le partite, come dico sempre, per cercare di portare a casa i 3 punti. Oggi giocavamo contro una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in casa, e che all'andata non eravamo riusciti a superare, quindi ci tenevamo molto. Sono contento che adesso mi sento bene, purtroppo inizialmente
a livello fisico non stavo molto bene, e poi arrivare in una squadra che è prima e che è rodata non è semplicissimo cercare di entrare nei meccanismi, quindi sono molto felice comunque di essere qui e di poter dare la mia mano. Il nostro pensiero che abbiamo cercato di coltivare è quello di affrontare le partite senza guardare gli altri. Noi sappiamo e siamo consapevoli che è tutto nelle nostre mani, quindi se noi riusciamo a fare sempre il nostro, riusciremo a portare l'obiettivo a casa, quindi senza cercare gli altri, cercare di guardare gli altri, cercare di partita per partita come quella di oggi, di portarla a casa. Adesso ci sarà un'altra grande sfida mercoledì e poi si cercherà a San Luca di fare un'altra grande partita per arrivare poi bene alle ultime partite. Sembra aver mollato a questo punto la Vibonese, che punta dritta soltanto alla griglia playoff. Perde in casa della Nuova Igea Virtus, che si conferma certamente squadra interessante in questa seconda parte della stagione. Sì. Un complimenti bello grosso va comunque a questa Vibonese, che sino all'ultimo ha cercato di contrastare la forza Siracusa-Trapani. Sì, io mi sono un po' meravigliato perché, conoscendo il presidente Caffo e un po' anche l'ambiente della Vibonese, che fanno sempre delle squadre importanti. Diciamolo pure, investono. Ma investono anche tanto, è vero. Perché, ripeto, Caffo è uno che vuole vincere, vuole ritornare di nuovo nel campionato che conta, per cui diciamo, nei professionisti. Mi sono meravigliato della vendita di Convitto al Trapani. Anche questa cosa è stata un po' strana. Forse lì avranno capito che non c'era più spazio per vincere il campionato. Ma secondo me non è solo questo, perché se tu dai questo segnale, ti do il miglior giocatore che io ho in rosa e vai a rinforzare una squadra che non c'è bisogno di andare a rinforzare perché già è forte di sua, dal mio punto di vista è, secondo me, che lì a Vibo l'unico neo non è la società, anzi la società è una società importante, è che ultimamente la tifoseria non accompagna l'investimento del presidente. Non fa da supporto continuo. Perché ci sono poche persone. E quindi giustamente... Vedi Trapani è pieno di gente. È vero. Vedi, non lo so, qualche altra piazza. La stessa Siracusa, no? O la Regina, vedi tanta gente. Vibo soffre della non presenza. Allora, o lui non vuole investire più tanto perché sa che anche se va in C non c'è tanta presenza, e magari dice ormai mi diverto in questi campionati, per cui penso che anche sono i misteri del calcio dilettantistico. Sì, perché se uno va a vedere il miglior giocatore che in quel momento lì faceva la differenza, lo dai alla concorrenza significa non voglio più vincere, anche se in quel momento lì ancora i giochi ancora non erano fatti. Ancora era in corsa, perché erano pochi anche i punti di distacco. È vero. San Cataldese che vince 3-0 contro l'Akragas, che a sua volta in un certo senso ripiomba nella zona pericolante. È stata una stagione troppo altalenante quella di Coppa? Più che è stata una stagione altalenante, diciamo che, a parte i risultati che sono stati un po' altalenanti, diciamo che nell'arco di almeno fino adesso ci sono stati giocatori che sono arrivati e sono andati via e sono stati rimpiazzati da altri. Quindi una mancanza di continuità nella rosa? No, io penso, perché non so cosa possa accadere all'interno di una società, però magari se rimanevano un gruppo di giocatori, magari davano... Quando tu cambi 5-6 giocatori, devi un po' ripartire nuovamente. Non hai il tempo per amalgamare il gruppo. Esatto, poi io però penso che tutto sommato non abbia fatto un cattivo campionato, magari ci si aspettava qualche punto in più. Vedendo le immagini c'è un gol regolarissimo di San Severino deviato, hanno fischiato il fuorigioco, per cui se passa in vantaggio magari rischi pure di portarla a casa la partita. È vero. Poi hanno preso il gol dalla parte della San Cataldese nel giro di 2 minuti, perché dall'85esimo al 92esimo hanno fatto 3 gol. Senti, invece la San Cataldese... Però penso che si salvi con molta tranquillità. Anche io sono di questa idea. La San Cataldese comunque con l'arrivo di Passiatore ha ritrovato equilibrio anche nei risultati. Questo aiuterà la squadra nissena a salvarsi probabilmente. Diciamo che Passiatore, che è arrivato nel periodo della sosta della San Cataldese,
e per cui quelle famose 2 settimane che sono ti aiutano servite, per farti esatto, conoscere ma nell'ambiente. soprattutto per conoscere anche i ragazzi che tu vai ad allenare, per cui magari alcuni giocatori non li conosceva, quei 15 giorni gli ha dato il tempo di poter lavorare. E poi ho visto anche che ha cambiato anche un po' modulo, però ha fatto 2 ottimi risultati, perché non è semplice andare a pareggiare fuori casa, se non ricordo male, col Casalnova. Sì, E campo poi, difficilissimo. ma che oltretutto è una buona squadra che gioca anche un discreto calcio. È vero, è vero. E poi nello stesso tempo è che è quella che ha dato fastidio al Trapani, che è successo un po' di casinotto al 93esimo per un gol Forse irregolare. queste cose qui, dove ci sono state anche un po' di squalifiche, Sì. via dicendo. Ettore, io non so adesso quante partite mancano, penso che mancheranno un 6-7 partite massimo. Se non sbaglio sono 6 o 7. Perché poi c'è chi deve riposare, Sì. chi deve... Anche su questa cosa qui, insomma, è esatto, stata una stagione troppo tribolata, con il Lamezia che va via, le 2 squadre che si Infatti ritirano. il fattore è che tante volte tu fai 2 settimane di seguito di sosta, non è una cosa buona, Assolutamente, voglio dire. non trovi il ritmo poi. Oltre che poi, ripeto, è stato un po' anche leggermente falsato inizialmente, perché la Lamezia è costruita pure una squadra costruita a vincere, che se vedevamo i giocatori che avevano preso all'inizio erano tutti giocatori di prima fascia per puntare a vincere il campionato. Poi tra l'altro anche l'ingresso dell'LFA Reggio Calabria, diciamo stagione iniziata, ha un po' sballato anche gli equilibri. Ha un po' sballato tutti gli equilibri, per cui dico che non bisogna, lo ripeto magari spesso questo termine, non bisogna mai abbassare la guardia, perché il pericolo sta sempre dietro l'angolo. Soprattutto in Serie D. Soprattutto in Serie D, e soprattutto se fai un filotto di risultati negativi ti puoi ritrovare risucchiato, perché ci vuole tanto per arrivare, ma basta poco per ricascare. Però io penso che questi 2 risultati, 2 partite anche abbastanza difficili, perché Casalnuova, lo stesso Agagas che stai lì, Sì. quasi lo stessi punti. Ti aiutano anche mentalmente. Ti aiutano, ti portano entusiasmo e ti danno la possibilità di concludere il campionato sempre senza mai mollare e arrivare all'obiettivo più facilmente. Allora, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di Serie D. Voglio ritornare a parlare in chiusura di questa prima parte ancora della Don Carlo Misilmene. Nel frattempo sono già partite le immagini di questa vittoria arrivata diciamo, nella parte finale. Mancavano 30 vittoria secondi. che vi permette anche di ulteriormente respirare in classifica. Bravo. E progettare, chissà, questa parte finale in una maniera molto più serena. Più serena, anche se io dico sempre che bisogna... perché ancora, ripeto, sulla carta i giochi non c'è la matematica, non diciamo. c'è la matematica, ma i giochi ancora non sono fatti. Ma oltretutto abbiamo ancora 4 partite, perché dico sempre che abbiamo fatto, almeno dal mio insediamento, per cui all'11ª giornata siamo alla 26esima, siamo alla prossima 27esima, una media playoff. Diciamo che dopo la Nissa siamo la squadra che ha fatto più punti. È vero, guardando i punteggi, sì. E onestamente io dico sempre ai miei calciatori, ai miei giocatori, dico sempre che se ti faccio la domanda chi ha vinto i 100 metri nelle Olimpiadi, tu te lo ricordi, ma non si ricorderanno mai chi è arrivato secondo. Se io ho fatto qualcosa di buono, lo devo anche grazie a loro, Chiaro. che hanno dato il massimo e devono continuare a dare il massimo, perché dobbiamo completare quello che di buono stiamo facendo e lo dobbiamo fare fino all'ultima giornata, perché è un giusto premio alla società che ci ha creduto, per loro stessi. a noi stessi, anche alla stessa tifoseria che ci ha seguito e ci ha sempre dato una supporto forza giusto. e supporto giusto al momento giusto. Ma che succederà la prossima stagione? Don Carlo Misilmeri vorrebbe essere protagonista in eccellenza la prossima stagione? Allora, ne avete già parlato? Allora, io quando ho firmato è perché si è anche parlato di un eventuale progetto futuro. Ci sono una ventina di soci, ci sono tanti sponsor che si sono ancora, ne hanno già tanti, ma se ne sono avvicinati. Chiaro, con i risultati, lo sappiamo, sponsor. succede spesso. C'è grande entusiasmo, non si nasconde il discorso che almeno quando ne parliamo, che prima avevano fatto questa vittoria per arrivare in eccellenza ed era la prima volta per il Don Carlo Misilmeri in eccellenza. Vorrebbero fare un ulteriore passo per arrivare alla Serie D.
sempre, dico sempre, tramite una progettazione e tramite il campo. Però come hai detto tu c'è sempre questo famoso gradino che se viene fatto perché in prospettiva ci sono dirigenti e progetti. Ma quello principalmente, chiaramente una qualità tecnica sennò di squadra. significherebbe prendere in giro tutti, tu sali in Serie D e poi non puoi tenere la squadra in Serie D. È vero. Invece loro si sentono maturi per questo, però... È già un buon punto di partenza. Però Ettore, ricordiamoci sempre che poi alla fine i verdetti le dà sempre il terreno di gioco. Quello è il risultato definitivo. Al progetto dobbiamo anche essere bravi noi in mezzo al campo a cercare, però siccome ancora dobbiamo completare questo, stiamo andando forse anche oltre con la Condivido fantasia, questo tuo pensiero. però è bello ogni tanto anche sognare. Certo, ci mancherebbe. Nel nostro piccolo bisogna sognare. Allora, chiudiamo la puntata perché la seconda parte sarà dedicata interamente all'intervista a Sandro Morgana con un pensiero di Tommaso Napoli. Questo girone A sarà vinto probabilmente a questo punto dalla Nissa, mentre invece sul girone B hai ancora qualche dubbio? Paternò, Enna? Allora, il pareggio quasi pure al photo finish da parte dell'Enna che contro la Leonfortese. Esatto. Perché avevano anche sbagliato delle palle gol incredibili, per cui non siamo soltanto noi ogni tanto che... Il gioco del calcio è pure questo. È anche bello per questo. Giocando di sabato, io pensavo che il Paternò riuscisse a fare, perché è un'altra bella squadra, un'altra bella c'erano formazione. forse le scorie della partita di mercoledì di Coppa, quelle poi non riesci a scaricarle. Quando dico che tante volte se tu vuoi arrivare a degli obiettivi importanti e puntare su entrambe le cose, ad avere una squadra non soltanto formata da 11 ma da almeno 18 persone, una rosa più completa aiuta, più ampia. Però io penso, non ho visto le immagini di Modica Paternò, anche perché il Modica era stata costruita per l'ennesima volta un po' di confusione da grande, e ancora una volta non sono stati, diciamo, bravi a puntare in alto fino alla fine per vincere il campionato. Metto un 70-30. 70 Enna, l'Enna dell'amico mio Giovanni. Allora chiudiamo la puntata, questa prima parte insieme a Tommaso Napoli. Grazie per essere stato con noi, ti auguro un buon proseguo ed una bella conclusione della stagione. Credo che insomma il fatto che tu abbia scelto una piazza come Don Carlo è perché evidentemente hai visto bene, hai puntato bene soprattutto gli uomini che fanno quella società, perché se esistono gli uomini esisteranno sicuramente poi dei risultati. Oggigiorno, soprattutto a livello dilettantistico, ma tante volte si fa fatica anche nei professionisti, è quello di andare a trovare delle società che fanno tutto bene. In che senso tutto bene? Io non parlo soltanto di un'eventuale progettazione o che possa esserci l'entusiasmo, ma tante volte noi sappiamo, perché nel nostro mondo tante volte ci sono molti silenzi, non si tira fuori la verità, società che non stanno bene economicamente e non ti danno la serenità per lavorare, e non ti danno la serenità, e tante volte il tifoso va dritto verso magari il giocatore, non sapendo che magari non possono pagare le bollette, non possono pagare il mangiare del bimbetto, tante cose, si tace. Allora certe volte è anche bene andare a trovare quelle società dove c'è anche la tranquillità economica, non soltanto di progettazione. Che ti danno la serenità per lavorare bene. Che ti danno la serenità per poter continuare a lavorare bene e non avere... E poi puoi chiedere anche tanto ai giocatori, perché pagandoli devono dare ancora di più di quello che loro sono più dare. Predisposti anche ad un sacrificio. Però io ho trovato un gruppo di ragazzi, perché poi ho fatto anche delle scelte, alcuni sono andati via di loro spontanea volontà, ho riformato un gruppo, perché io credo, e lo dico sempre ai miei giocatori, ai miei ragazzi lo dico sempre, il singolo giocatore è determinante. Ma quello che vince è il gruppo. È il gruppo. È il gruppo. E non ce n'è, perché ho fatto questo come mestiere e io ho vinto tanti campionati. Conosci gli equilibri. Ho vinto tanti campionati e li vincevamo perché principalmente eravamo un gruppo, dentro e fuori dal campo. Perfetto. Grazie Tommaso. Grazie a te Ettore dell'invito
Alla prossima allora. Alla prossima, Grazie. sempre ben volentieri. Grazie a Tommaso Napoli, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi la seconda parte sarà dedicata, come ho anticipato precedentemente, all'esclusiva intervista rilasciata dal presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, prima parte dedicata insieme a Tommaso Napoli al campionato di Serie D, ma abbiamo parlato anche della Don Carlo Misilmeri, mentre invece questa seconda parte è dedicata interamente all'intervista esclusiva rilasciata a Noi di Penalty dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Sicilia, Sandro Morgana. Pronti per il nostro consueto appuntamento annuale con il presidente Sandro Morgana, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ben trovato, presidente. Buongiorno, ben trovato anche a lei, è sempre un piacere vederci, stare insieme, parlare di calcio. Parlare anche di calcio, no? Assolutamente. Allora, siamo già quasi a metà della seconda parte della stagione. Che tasso tecnico hanno espresso quest'anno le squadre dilettantistiche? Parliamo soprattutto di eccellenza, promozione e prima categoria. Che impressione le hanno fatto? Io credo che confermiamo gli standard della scorsa stagione. Abbiamo sempre 2 campionati di eccellenza che sono stati e che sono molto combattuti, e lo sono al di là delle posizioni di classifica, perché riscontro che nessuno, come dire, fa un passo indietro, quindi ognuno se la vuole giocare giustamente fino all'ultima partita, perché io ricordo che in seguito ci sono sempre per l'eccellenza gli spareggi nazionali che potrebbero dare la possibilità a regioni come la Sicilia, che hanno 2 campionati di eccellenza certamente molto, molto forti, molto competitivi, possono dare la possibilità di aggiungere altre promozioni. Quindi complessivamente devo dirle che sono contento per il livello tecnico, sono contento per quello che si sta facendo e naturalmente, al netto degli episodi che destano dispiacere in tutti noi e che, se vuole, dei quali possiamo tranquillamente parlare. Anche se un po' meno rispetto allo scorso anno. Sì, è un po' meno, ma ci sono episodi un po' più gravi, cioè questa diciamo che la graduatoria nazionale non ci vede al primo posto, siamo intorno al 4° o 5° posto, ma gli episodi sotto il profilo della gravità, naturalmente secondo una stima che fa l'osservatorio dell'AIA, in Sicilia ci sono stati alcuni episodi classificati molto gravi, e quindi questo deve ulteriormente determinare in noi grande attenzione sotto tutti i punti di vista. Ecco, il mio invito, se vuole, chiamiamolo così, è quello
di abbassare i toni, di ricordare sempre che si tratta di un evento sportivo. Assolutamente che sì. non dobbiamo prenderci dispiaceri che vanno al di là del risultato sportivo, perché quello è il dato. E invece purtroppo molte volte, alcune volte, assistiamo a fatti che ci dispiacciono assolutamente. Ecco. Parlando sempre del campionato di eccellenza, comunque sottolineiamo la presenza di capoluoghi di provincia che possono ulteriormente migliorare anche il tasso tecnico, chissà, per la prossima stagione. Voglio fare l'esempio di Caltanissetta, di Enna, il possibile ritorno anche del Paternò e poi anche del Pro Favara, a dimostrazione che comunque l'investimento anche in queste città credo che sia considerevole. Certo, ma infatti io dico questo. Senza fare previsioni su chi vincerà il campionato, chiunque esse siano, le due squadre che non lo vinceranno, tanto nel girone A, tanto nel girone B, stante l'attuale classifica, sono squadre che a mio modo di vedere se la potranno giocare bene a livello nazionale contro le altre regioni, avendo delle grosse chance di vittoria, certo. Di ben figurare. Voglio dirne un'altra. Il calcio siciliano va bene non soltanto in eccellenza, in promozione, in prima categoria, dove i campionati sono assolutamente molto molto competitivi, ma va bene anche in Serie D, come lei sta vedendo. La parentesi Trapani adesso la discuteremo. E non solo Trapani. E non solo Trapani, assolutamente. Sì. Beh, allora l'ha tirata fuori questa cosa Sì. del Trapani e sono assolutamente concorde con lei nel dire che effettivamente a Trapani di investimenti ce ne sono stati, tutti positivamente raccolti anche dalla cittadinanza. A Trapani c'è grande entusiasmo, c'è entusiasmo nel mondo del calcio, c'è entusiasmo nel mondo del basket, il presidente Antonini sta facendo investimenti importanti, guarda lontano, non c'è dubbio che guarda anche al ritorno del Trapani nelle massime serie e questo lo fa con condizioni, diciamo così, di grande sicurezza, che sono quelle che sta dimostrando in questi giorni. Ma io volevo dire, al di là del Trapani, è importante il fatto che quest'anno probabilmente non retrocederà nessuna siciliana. Probabile, certo. E quindi noi andremmo con le due promosse, andremmo a 11 squadre che potrebbero aumentare ancora di più. Con la vittoria ecco, in questo caso, ecco, secondo me questo è un risultato veramente molto importante per il calcio siciliano, di grande proiezione anche futura. Quindi io per esempio già nel mio piccolo immagino il prossimo anno un campionato Under 19 riservato con gare di andata e ritorno, riservato alle sole squadre che hanno fatto che faranno il campionato di Serie D la prossima stagione, certo. Cioè senza fare, diciamo così, la partecipazione ai campionati provinciali con le altre società, cioè riservare un loro spazio. Credo che il numero ci consenta. Il tasso tecnico aumenterebbe, soprattutto nei settori giovanili. Non c'è dubbio. Ritornando al discorso del Trapani, mi viene spontaneo pensare che mannaggia quest'anno il Siracusa si è trovato sul suo percorso comunque questa squadra forte del Trapani, un Siracusa che comunque ha anche investito e che merita grande rispetto. Assolutamente, che merita grande rispetto, che ha fatto grandi investimenti, che rappresenta una città molto importante, una dirigenza abbastanza ormai qualificata, quindi certamente, ma vede, in Serie D però quest'anno rispetto agli altri anni, ecco, se la sono giocata tra squadre di Serie D, non c'è stata la squadra che rappresenta una grande città, Palermo, Catania, Bari, che è stata proiettata per effetto delle regole federali e poi hanno fatto, diciamo, investimenti che le altre non hanno potuto seguire. Quest'anno non c'è stata, ma c'è stato Antonini che ha fatto la differenza sotto il profilo degli investimenti. È vero. Ritornando a parlare sempre di Serie D, però, Presidente, io le faccio una domanda che le feci anche lo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i playoff. Ho avuto modo di parlare con moltissimi dirigenti, chiaramente di squadre partecipanti al campionato di Serie D, e c'è questo malumore su questi playoff che
determinano soltanto un piazzamento sul ripescaggio. Si è mai pensato, chiaramente a livello nazionale, di portare, allargare la possibilità di playoff con una squadra che vincendoli possa passare di categoria? Ecco, io diciamo che è un argomento che si affronta spesso, io affronto spesso con le società, con tutti quelli che me lo chiedono. Ad oggi noi abbiamo questa condizione che dalla Serie C ne retrocedono 9 e 9 ne debbono salire, non ci sono i numeri altri spazi. D'altra parte, se lei ha seguito le questioni riguardanti la Serie A, la Serie B, si renderà conto che quando lei chiede di aumentare il numero delle retrocessioni ci sono, ecco, la Serie A per esempio è ferma sul fatto che non vogliono scendere al di sotto delle 20 squadre, mentre invece noi riteniamo che probabilmente sarebbe giusto farlo. La stessa cosa per la Serie B. La Serie C è un campionato che ha grandi difficoltà sotto certi punti di vista, però quando noi parliamo della Serie D, che è il primo campionato dei dilettanti, non possiamo farlo senza tenere conto di quella che è la prospettiva di chi sta immediatamente sopra di noi, che è la Serie C. Quindi se noi dobbiamo ragionare di un fatto che riguarda evidentemente, come è giusto che sia, anche la possibilità che tutte le vincenti playoff fanno un loro piccolo torneo per portarne una, questo va fatto con la Serie C, va fatto in sede federale, perché non può essere solo il ragionamento della Serie D, ma è un ragionamento più ampio. Femminile, perché ogni volta che io parlo di femminile lei giustamente luccicano gli occhi, e siamo contenti perché quest'anno 2 gironi con più squadre, ancora un'ulteriore crescita del movimento. Noi siamo a 12 squadre, stiamo tenendo bene il passo, abbiamo fatto 2 gironi con questa formula che ho voluto, che rimette che fa poi due prospettive, una di promozione e una invece finalizzata ad un premio in denaro, proprio per continuare a fare giocare, ad incentivare. La prima, evidentemente, le prime 6 che adesso si stanno giocando, diciamo, la possibilità di andare al campionato di Serie C, e ci tengono in molte, stanno facendo un bel campionato, ma la cosa importante non è soltanto il campionato di eccellenza, la cosa importante è che siamo presenti in tutte le attività giovanili, l'Under 19, l'Under 17, l'Under 15, l'Under 12, ci sono società che ci stanno dando una grande spinta perché ci credono veramente, il Palermo, il Catania, la GSL di Brovolo, la squadra di Marsala, cioè Siracusa, sono tutte società che stanno facendo quello che è giusto fare, cioè il collegamento con una prima squadra maschile, quindi questo da esempio anche per le nuove realtà che vogliono crescere. E i progetti del comitato regionale, Ragazze con i Tacchetti, quest'anno sta vedendo la partecipazione di tante scuole calcio, quindi è veramente molto, è finanziato dalla Lega Dilettanti, è veramente molto importante. Ma abbiamo anche un altro progetto che abbiamo presentato a finanziamento alla LND, che è conseguenziale al progetto Ragazze con i Tacchetti, perché Ragazze con i Tacchetti lo facciamo nelle scuole elementari, mentre invece quello lo faremo nelle scuole medie, nelle scuole superiori, c'è una sorta di continuazione. Quindi è un progetto importante, perché attraverso questi progetti noi promuoviamo il calcio femminile nelle scuole e risolviamo quello che è il problema sostanziale delle società, alle quali mancano le calciatrici. Quindi noi dobbiamo trovare e dobbiamo convincere le bambine, le ragazze, che giocare a calcio è bello, fa bene alla salute ed è uno sport meraviglioso che anche le donne possono. Assolutamente. Under 15, Under 17, Under 19 pronti per partire in Liguria per il torneo importante delle regioni, un torneo molto ambito da tutta Italia. Tornare a casa con una bella vittoria sarebbe certamente una bella cosa. Una bella cosa. Noi siamo, come dire, ci stiamo preparando molto bene, abbiamo un po' rinnovato nel calcio a 11 il quadro dei nostri tecnici. Ho dato questo incarico di coordinatore tecnico di tutte e 4 le rappresentative di calcio 11, perché c'è pure la rappresentativa di calcio femminile. Certo. Ho dato questo incarico
a Pierpaolo Alderisi, che oltre ad essere persona a me vicina, perché è ovvio che quando uno dà un incarico di questo genere c'è un rapporto fiduciario, c'è un rapporto di amicalità, altrimenti non si dà. Di reciproca fiducia. Di reciproca fiducia, poi se me lo consente. Assolutamente anche, sì, poi anche, insomma anche, su Pierpaolo... anche di affetto personale, quindi con Pierpaolo abbiamo un po' ricostituito i gruppi tecnici delle altre rappresentative, abbiamo confermato Daniele Di Salvo nella rappresentativa Under 15, Antonia Giammanco in quella femminile, abbiamo preso Mancano, un nuovo allenatore nell'Under 17, abbiamo affidato allo stesso Alderisi il compito di guidare l'Under 19 e devo dirle che io le ho viste tutte e 4 e sono assolutamente soddisfatto. Anche perché è da troppo tempo che manca questo torneo nella bacheca manca siciliana. Da troppo tempo. Il mio problema non è tanto vincere, è ovvio che se vinco sono contento, adesso faremo il discorso del calcio a 5. Se vinco sono contento, ma ciò che mi interessa particolarmente è il comportamento. Chiaro. Perché è chiaro che le rappresentative regionali debbono dare un esempio a tutti dal punto di vista del comportamento, oltre che dal punto di vista del gioco, e questo comportamento deve riflettere quelle che sono le mie desiderate, le cose che io ho sempre detto, che ho sempre predicato, quindi chi sta con noi non può non comportarsi bene. Abbiamo fatto io faccio una lotta giornaliera contro la violenza. È chiaro che chi si comporta male nelle proprie squadre non può venire in rappresentativa, viene messo fuori e deve fare capire ai propri compagni, e tutti devono vedere che non viene in rappresentativa perché si è comportato male. Giusto. Quindi questo è anche un piccolo segnale che cerchiamo di dare a tutti, quindi voglio dire, al netto di questo sono contento. Poi il torneo è un torneo difficile, dove ci sono tante regioni attrezzate, preparate, ma ne potrei fare il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna, cioè tutte squadre, le Marche che vogliono assolutamente vincere. E ci sono poi anche gli outsider, quindi è chiaro che noi andiamo preparati, che siamo la Sicilia, che io dico sempre devono essere loro a temere noi. Se facciamo risultato sono contento, se non lo facciamo sono contento lo stesso, a condizione che ci siamo comportati bene. Questo è ci mancherebbe. Tra l'altro poi dopo in Calabria ci sarà anche lo spazio dedicato al calcio a 5. In Calabria ci sarà il torneo delle regioni del calcio a 5, dove noi siamo campioni uscenti, diciamo nella categoria Under 19 e vice campioni nella categoria Under 17. Nel calcio a 5 il ragionamento è diverso, per il semplice motivo che la Sicilia si conferma come prima regione d'Italia per numero di tesserati, per attività, per numero di squadre, per tutto quello che noi facciamo per la promozione del calcio a 5, e questo ci viene riconosciuto da tutti, tanto che Massimiliano Bilcher è il coordinatore, è stato nominato ora dai suoi colleghi rappresentante dei responsabili regionali. Per carità, è un incarico non previsto dalle norme, ma che certamente ha la sua importanza in relazione al fatto che rappresenta la regione più importante. Ovviamente lì le aspettative sono diverse, cerchiamo di fare sempre bene, poi il calcio è bello perché si può vincere, si può perdere, non bisogna farne tragedie. Anche in questo caso noi lì abbiamo confermato i 4 tecnici della scorsa stagione, con coordinatore Nello Cavarra, quindi un gruppo molto ben omogeneo, fatto da persone preparate, da persone che amano il calcio a 5. Sono convinto che faremo bene. È un anno importante, anno olimpico, ci sono gli europei di calcio, insomma ancora una volta lo sport diventerà protagonista in quest'estate 2024. Potrebbe essere questo un'ispirazione per tantissimi giovani che vogliono avvicinarsi allo sport, al calcio in modo particolare. Certo, queste manifestazioni anche se il calcio, diciamo, potrebbe
diciamo, è lo sport più popolare in Italia, però fare manifestazioni di questo genere così importanti non c'è dubbio che avvicinano i ragazzini, così come se noi facciamo uno stadio nuovo ci rendiamo conto che ci sono state realtà dove c'erano 50 partecipanti alle scuole calcio, sono diventati 150, 120, chiaro. Lo stadio nuovo, il terreno in erba artificiale, come dire, invoglia le persone a partecipare. Io parto sempre dall'idea che comunque la promozione di uno sport nasce anche dalla comunicazione. Un paio di anni fa il miracolo dell'Italia femminile al mondiale ispirò chiaramente tutto il movimento. Non c'è dubbio. E questo aiuta. Ha fatto bene a tutto il movimento, ha aiutato, ma io voglio dire, avendo fatto per 5 anni il coordinatore del Dipartimento della Lega Dilettanti e avendo lavorato proprio alla riorganizzazione, quando arrivammo noi alla riorganizzazione, diciamo così, anche sotto il profilo dei format del calcio femminile, devo dire che questo è stato il punto di massima promozione del calcio femminile, ma io credo che la differenza l'abbiano fatta il fatto che molte squadre professionistiche, a partire dalla Juventus, hanno deciso di investire nel femminile, e facendo secondo me un errore nell'immediato, cioè quello di volere subito il professionismo, perché questo ha determinato difficoltà per tante squadre di puro settore femminile che purtroppo non possono reggere. È stata un'accelerazione troppo esagerata. Si ci doveva arrivare, probabilmente si ci è arrivati troppo presto, bisognava frenare un po', però va bene così. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani, dei giovanissimi, l'idea di inserire quest'anno la categoria Elite, che risultati ha avuto la federazione? Guardi, secondo me abbiamo fatto un investimento importantissimo, perché sono 2 campionati che ci stanno dando grande soddisfazione, tanto nell'Under 17 quanto nell'Under 15. Abbiamo fatto qualità, abbiamo preso le migliori società, abbiamo determinato un processo di promozione e retrocessione con le categorie regionali. E questo serve da stimolo. Serve da stimolo, e dalle categorie regionali alle categorie provinciali, quindi non sono tornei che diventano campionati in tutti i sensi. E il risultato che sto vedendo è di grande partecipazione. Come dire, questi 2 campionati erano iniziati un po' con qualche fibrillazione di troppo, abbiamo incontrato le società, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, mi pare di poter dire tranquillamente che si è rientrati in un contesto. Quindi soddisfatti tutti, non soltanto la federazione, ma anche soprattutto le società che hanno visto un'ulteriore qualità. E poi c'è come lei può ben comprendere, dalla Elite retrocederanno dai 2 gironi 6 squadre, quindi 6 ne saranno promosse, le 4 vincenti 4 gironi del regionale più le 2 vincenti playoff, quindi andranno 6, saranno promosse, 6 retrocedono. Sono stimoli, quindi che per i ragazzi servono, fanno bene, tra l'altro noi faremo una fase finale della categoria Elite che farà incontrare la prima del girone A contro la seconda del girone B e viceversa, e le vincenti di questi 2 spareggi faranno una finale regionale. Quindi una bella soddisfazione, chiaramente. Ci avviciniamo verso il torneo delle regioni, ma ci avviciniamo verso Pasqua, e poi queste manifestazioni importantissime serviranno certamente per alimentare ancora di più la voglia di giocare in un bel campo, soprattutto. Allora, l'auspicio è, secondo me, che innanzitutto dobbiamo giocare un bel calcio, e quando diciamo che dobbiamo giocare un bel calcio significa un calcio che sia scevro da violenze di tutti i tipi e di tutti i generi. Io voglio cogliere l'occasione per fare un augurio di buona Pasqua a tutto il sistema, ai dirigenti, ai calciatori, agli allenatori, soprattutto agli arbitri, perché io credo nel fatto che l'AIA stia lavorando molto bene,
che naturalmente abbiamo bisogno di tempo perché il Covid ci ha devastati a tutti, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di recuperare anche tante vocazioni che sono andate perdute, abbiamo bisogno di aiutare questi ragazzi. Io da tante parti rilevo sempre con gli arbitraggi ovviamente lamentele eccetera eccetera, io dico a tutti che bisogna avere fiducia e pazienza, dobbiamo dare fiducia, dobbiamo tenere i toni molto bassi perché elevarli non serve a nulla. Questo riguarda tutti, riguarda tutti. Chiaro. Perché sai, io faccio giornalmente tanti sacrifici per mantenere il sistema in equilibrio, per fare in modo che tutto vada nel modo giusto, però è evidente che mi rendo conto che ci sono sempre delle dinamiche che possono sfuggire al controllo e quindi per fare sì che questo avvenga è necessario che tutti entriamo in questa dimensione di serenità, di tranquillità e di capire che poi alla fine, sì è vero, si fanno investimenti, si spendono soldi, però è sempre uno sport. È sempre uno sport. Allora un in bocca al lupo per il torneo delle regioni, un buon proseguo di fine stagione. Evviva il lupo, evviva il lupo. Evviva il lupo e poi chiaramente l'aspettiamo per il grande evento dei Penalty Awards, il grande evento del calcio il 19 naturalmente farò di tutto per esserci, anche se poi ormai mi sto rendendo conto che ogni mese ha le sue caratteristiche. Certo. Giugno siamo, però speriamo, il 19 a Caltanissetta non posso non esserci. Grazie Presidente. Grazie a lei, grazie sempre. Con l'intervista esclusiva rilasciata da Sandro Morgana a Noi di Penalty chiudiamo la puntata odierna della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo domani sul canale 19 di TVM Palermo. Domani lo spazio sarà dedicato al campionato di eccellenza, promozione e prima categoria. Appuntamento a domani.